Benedica a tutti. Cominciamo questa puntata di Stupor Mundi con un servizio di Fonso Genchi sopra i pericoli ammosciati da arredi alle nuove tecnologie. Lo progresso tecnologico è cosa buona e addisiata e grazie a esso oggi si possono fare tante cose utili che prima non si potevano fare. Ma le nuove tecnologie, come qualsiasi altra cosa, si possono usare pure di una maniera sbagliata. Specialmente all'inizio, quando ancora sono novità e non si ha esperienza dell'uso, possono essere magari pericolosi e dannosi. Lo telefonino, che in verità niente ha a che vedere con lo telefono perché invece è una vera e propria stazione radio, può aumentare, particolarmente se usato spesso, la possibilità di ammalarsi di cancro allo cirivello e allo nervo acustico a causa delle radiazioni elettromagnetiche che emana. Lo disse in 2011 un organismo dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità. La stessa OMS sconsiglia l'uso dello telefonino alle minori perché lo danno per potesse essere ancora maggiore. E sono proprio gli più nicchi e gli giovani a correre i rischi più alti per tutte le nuove tecnologie in generale. La ricerca di un'università gallese ne dice che a forza di stare buona parte della giornata davanti a PlayStation, smartphone, computer e tablet, aumentava enormemente negli ultimi 6 mesi il numero dei picciotti sotto i 18 anni che soffrono di dolore alle rene. Altro pericolo: usare il telefonino mentre si sta guidando la macchina. Aumenta assai il rischio di incidenti, pure se si usa lo viva voce. Ma secondo un controllo del mese passato, a usarlo mentre guidano sono il 12,4% delle italiane. Le possibili conseguenze negative delle nuove tecnologie non si limitano alla salute fisica e possono arrivare a mettere in pericolo magari la salute psicologica e psichica delle persone. Stare attaccati tutta la giornata allo smartphone, scanciandosi messaggi con SMS, con WhatsApp o per mezzo di Facebook, può portare a vivere questa realtà virtuale come se fosse un'alternativa preferibile a chi già vera. E sono ancora una volta le caruse e le giovani a pari in chissà le conseguenze, perché la sua personalità può svilupparsi di una forma non normale. Ne dimandiamo che stanno facendo le istituzioni italiane in questo campo e ne dimandiamo pure se Marcia e Pace sono consapevoli dei pericoli che queste nuove tecnologie possono fare correre ai propri figli. Le persone cominciano ad essere stanche delle troppe tasse e delle promesse delle politici non mantenute. Nelle passate settimane a Trapani la gente ci inonta la piazza per protestare contro l'aumento della Tares. Ecco il servizio di Cadablesi. Protesta a Trapani la settimana prima delle festività natalizie Pilutares, un nuovo tributo sopra la munnizia urbana, in viuri di 1 gennaio del 2013, ma che già dopo solo un anno è la tassa odiata a chiossai degli italiani. Vediamo intanto ciò che è l'Utares. Tares, tributo comunale sopra la munnizia e i servizi, è un tributo introdotto di la cosiddetto Decreto Salva Italia, decreto legge del 6 di dicembre del 2011, numero 201, convertito in legge 2 settimane dopo, che sostituisce la passata TIA, tassa di igiene dell'ambiente, e TARSU, tassa per lo smaltimento della munnizia solida urbana. Lo pagamento s'avessi dovuto fare in 4 rati a decorrere di gennaio 2013, poi rimandato a aprile e infine a giugnetto passato. Consiste in una imposta che si basa sopra la superficie degli immobili, il numero di abitanti, l'uso, la produzione media della munnizia e altri parametri e copre il 100% del servizio della ricogliuta e dello smaltimento della munnizia. Precedentemente, invece, la somma per la tassa della munnizia copria lo 70-80% dei costi compensati delle traslazioni statali. Oltre a coprire i costi superchi dello servizio, l'Utares serve magari per coprire gli cosiddetti costi invisibili fornuti di enti locali, come illuminazioni, istruzioni, manutenzione degli strati, pulizia municipali, zone verdi. I piccioli necessari per coprire tali spese vengono dell'aumento di 30-40 centesimi al metro quadrato.
È normale quindi che Lutares venisse a essere chissà di tributi passati, ma a Trapani, nenti meno, raddoppiau e a così si scatenau la protesta di trapanesi. Che partendo di Social Network approdava una contestazione fatta direttamente allo sindaco Damiano in occasione della prima apertura di mercato di La Pisca, lo passato 14 di dicembre. Lutares la pari tu, dimettiti, Ciabagnaru curraggia, e ancora un Natale di Urdari, grazie sindaco e consiglieri. A così scriveru un tali volantini catapizzaru i cestini di la munnizza, vicini di putii, segnaletica statali. Li protesti continuarono per tutta la settimana con l'abbattimento di l'arvoro di pino collocato davanti a Palazzo Dalì, sedi di lu comuni, e lo raduno di migliaia di cristiani che allo 16 di dicembre consigliarono un sacco euro con dintra le litri di lu tributo. La fudda si scagliava contro le forze dell'ordine, cercando di trasiri in talu palazzo comunali, ma la situazione rientrava quando gli agenti si togliero i caschi davanti ai manifestanti. Ultima protesta, almeno Piccomora, lo 26 di dicembre, un corteo marciao sino a Palazzo Caravetta, si stava tenendo una seduta di lo Consiglio Comunali per approvare il bilancio di previsioni 2013. Contemporaneamente, una cinquantina di lo movimento di Lifurcuna sfilarono per via Fardella. Lo sindaco Vito Damiano confermò l'impegno della giunta a togliere la terza rata Tares per quanto avessero un reddito non superiore a 35.000 euro, ma le decisioni non soddisfa lo comitato Notares, in quanto la delibera ancora non si fece. Intanto lo sindaco, oggi sotto tutela, perdiò la maggioranza in consiglio comunali. Chiudiamo questa puntata con lo video musicale della canzone ai proverbi, dello gruppo palermitano Tamona. Vediamolo in semmola. Voglio andare a scuola per potermi insegnare tutto che tocca la gente non sente un bere. Ad esempio i proverbi che la gente non capisce. Avevo detto che con non piglia pesce. Mi ricordo tempo che a me immagine mi picchiava e con sentimento dalla orecchia mi spiava. Figlio mio senti, io ti parlo con amore, pur mezze spine a certe volte nasce un sciore. Sogno corcato e con gli occhi chiusi penso che tutto che tocca ma non segnato. Stanotte me ne fora mentre stai dormendo, stanotte me ne fora mentre stavo dormendo. Mi ricordo quando travagliavano al campo, quando per campare si cucchiavano i frutti, quando non pioveva erano lacrime e sorure, me padre che piangeva, mia camarra già cuore. Sogno corcato e con gli occhi chiusi penso che tutto che tocca ma non segnato. Stanotte me ne fora mentre stai dormendo, stai dormendo sotto gli stiti, io stai dormendo.
che tutto che duca m'hanno insegnato. Stanotte ve ne farà mentre stai dormendo, stai dormendo. Questo è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Salutiamo!